mai dire gatto se questo non ce l'hai materialmente nel sacco. Il vecchio Trapp, esperto e navigato allenatore, quando deve usare una massima per spiegare un concetto, questo non è mai banale. Il detto cade a fagiolo per la famosa superstrada Manzano-Palmanova, scalo ferroviario di Cervignano. Da oltre 40 anni si sta studiando un modo veloce per collegare il distretto della Sedia con le vie di comunicazione verso l'Europa e l'Italia, che consenta di spedire e ricevere merci e clienti nei tempi giusti. Questa arteria, dopo tanti tira e molla, dovrebbe vedere la luce nella tarda estate del 2017. Come già sottolineato dallo scrivente nel precedente servizio, i problemi si sarebbero materializzati anni luce prima della posa della, scusate il gioco di parole, prima pietra. Intanto i due scali ferroviari, quelli di San Giovanni a Natisone e Manzano, da tempo hanno smesso di funzionare perché Trenitalia, non è un errore di lettura il mio ma voluto, pensa bene di spostare, grazie al placet del palazzo, sia pubblico che privato, gli interessi su altri lidi aridi senza una specifica politica di sviluppo, lasciando tutto allo stato brado, dove erbacce e degrado la fanno da padrone. Binario triste e solitario, viene da dire. Tornando al casus belli infrastrutturale, ultimo degli ultimi a sollevare il polverone è un articolo di Gian Antonio Stella, editorialista del Corriere della Sera, il quale a chiare lettere dichiara che l'opera è inutile perché fuori tempo di un tempo che non c'è più da queste parti. Poche parole ma chiare che non lasciano il minimo dubbio e ti porta a esternare. Deve venire uno da Milano per farci aprire gli occhi? Tutti i friulani sono così ignoranti oppure incapaci di alzare la testa davanti alla tragica realtà? Siamo solo caporali, una strada veloce nelle polemiche e lenta nella sua attuazione. Elettore, alza la testa prima che qualcuno te la rompa. Non è mai troppo tardi, visti i tempi.